Accomodatevi. Chiedi a tuo fratello come lui sta, saluta il tuo fratello, chiedi come va, com'è la situazione, come hai passato la settimana, cosa hai fatto questa settimana. Noi stiamo in una transizione dalla primavera, né? All'estate, siamo in transizione da primavera in estate, quindi non sappiamo se mettere una giacca o se togliere la giacca, quindi qua dentro è un po' più fresco di fuori. E io volevo dirvi una cosa, noi qua sul pulpito siamo in transizione, siamo in un processo, e ogni processo che noi viviamo per migliorare, noi siamo in un processo di miglioramento. E ogni processo che noi viviamo di miglioramento, ci sono degli sconforti, ci sono delle cose che succedono che noi non possiamo controllare, perché i cambiamenti generano in noi un
turbilhone, qualcosa di nuovo, non siamo abituati a quello di nuovo. E quindi noi stiamo vivendo questo processo e noi sappiamo che quando questo processo finirà, noi staremo meglio. Nós stiamo facendo un processo di cambiamento com il suono per migliorare. Quando voi ascoltate lì, nós stiamo facendo un processo di cambiamento per migliorare anche per noi qua sopra. E questo causa un sconforto. Tutti i cambiamenti causano sconforto. Ma l'importante di tutto questo è restare con gli occhi fissi in Gesù durante il cambiamento. Quindi non è lo sconforto che noi sentiremo questa sera qua che non permetteranno noi di adorare il Signore. Non è il sconforto che tu sentirai quando passerai per un processo che Gesù dice: c'è bisogno di passare per un deserto per arrivare alla terra promessa. C'è bisogno di passare per il processo, per il sconforto tante volte, per riuscire a vincere, per riuscire a migliorare. Hoje Jesus está facendo passar um processo qua, está facendo passar um novo início. E eu credo que questo sia un nuovo inizio di grande cosa che il Signore farà. Tu puoi dire così, amém? Questo è l'inizio di grandi cose che il Signore farà. Nós stiamo vedendo tanti cambiamenti, il Signore sta facendo la nostra mente vedere tante cose che cambieranno. E io so che cambieranno per il bene, ma a volte questi cambiamenti ci causano sconforto, ci causano difficoltà, ma noi sappiamo che è necessario passare. E quindi io vorrei che tu pregassi in questo momento, vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi, che tu pensassi: Signore, aiutaci, Signore, a superare i nostri processi, Signore. Aiuta, Signore, a superare i nostri cambiamenti. Aiuta, Signore, a passare per questa transizione, Signore, per diventare migliori per Te, Signore. Signore, in questo momento, Padre, noi come Chiesa, Signore, vogliamo cominciare questo culto, Signore. Noi vogliamo cominciare Ti ringraziando, Padre, perché Tu sei degno di essere onorato, Padre. Noi vogliamo cominciare questo culto innalzando il Tuo nome, perché Tu sei degno, Signore, di essere innalzato, Padre. Spirito Santo, grazie, Signore, grazie per quante cose nuove Tu ci hai dato nella nostra Chiesa. Grazie perché Tu, Signore, Tu hai aperto le porte, Signore, perché noi potessimo cambiare, Signore, e rinnovare cose, Signore, che noi volevamo da tanti anni, Signore. Il nostro cuore è grato, Signore. Il nostro cuore è grato perché sappiamo, Signore, che tutto viene da Te, Signore. Noi non potevamo, ma il Signore ha aperto le porte, Signore. Signore, noi Ti ringraziamo per questo. Noi siamo una Chiesa che abbiamo un cuore grato, Signore, per la provvigione che il Signore sta versando su questa Chiesa. Padre, noi Ti ringraziamo, Signore, anche per i momenti non che noi passiamo, Signore, anche per i momenti di difficoltà, Signore, perché ci permette di migliorarci, Signore. E questa sera, Signore, noi vogliamo rendere a Te, Signore. Noi vogliamo onorarti, Signore, con il nostro cuore pieno di gratitudine, Signore, con i nostri cuori, Signore, pieni di ringraziamento a Te, Signore, perché noi sappiamo che Tu sei in questo luogo. Noi sappiamo che Tua presenza è in questo luogo, Signore, e in ogni difficoltà che noi passeremo, Signore, noi dichiareremo, Signore, che il nemico non vincerà contro la Tua Chiesa, Signore, che noi resteremo in piedi, Signore, che la Tua Chiesa resterà in piedi, Signore. Noi abbiamo vissuto, sopportato, passato per tribolazioni, Signore, ma noi siamo ancora in piedi, Signore, e noi siamo una Chiesa vincitrice. Não tô ouvindo nada dos instrumentos, a voz da André tá muito alto. Em nome de Jesus. Tu pode aplaudir em nome do Signore? Pressati, ma non siamo crollati, perplessi, ma non siamo disperati.
siamo ancora in piedi, seguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e rideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Alleluia! Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo,
che ci muove è ciò in cui crediamo, nazione santa, noi siamo la Chiesa. Siamo ancora in piedi. Alleluia. Spirito Santo. Alleluia. Amém. Amém. Tu puoi dichiarare, non camminiamo per ciò che vediamo, cantiamo insieme. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove, ciò in cui crediamo. Viviamo per fede. Siamo ancora in piedi. Applaude il nome del Signore. Oh Spirito Santo, Santo Spirito de Deus. Oh Spirito. Alleluia, Santo Spirito. Cominci a alzare la tua voce e a dire glória, Signore. Glória a Dio. Signore, eu te ringrazio per la tua presença in questo luogo. Eu te ringrazio per il tuo agire in questo luogo. Eu te ringrazio perché tu sei qui. Comincia ad alzare la tua voce e mandare il tuo gloria al cielo questa sera. Oh Spirito Santo, nós siamo qui, noi vogliamo, Signore, adorare il tuo nome, dichiarare che tu sei santo, dichiarare che tu sei il nostro guaritore, che tu sei il nostro salvatore. Signore, vieni a agire in questo luogo, vieni ad agire in questo luogo, Santo Spirito. Tu puoi dichiarare, Rafa, dichiara.
si sente qui, Dio, si sente la tua grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Escuta na pregueira da tua chiesa. Yahweh Rafa, Yahweh Iré, Yahweh Shalom, Yahweh Rafa, Yahweh Nissi. Tu sei nosso Padre, tu sei aquilo que cambia a nossa vida. Tu sei a nossa transformação, tu sei nosso cambiamento, tu sei a nossa história, Senhor. Tu sei nosso Dio, tu sei nosso Dio. Se la tua presenza ci riempi, ci riempi, ci riempi. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Guarda quando c'è scritto lì, così, se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà.
Nemico che dici che tu non puoi fare, Signore. Noi dichiariamo che arriva il sovrannaturale in questa chiesa, non per il nostro nome, Signore. Noi sentiamo che qualcosa di nuovo sta arrivando, Signore. Noi sentiamo che il sovrannaturale sta arrivando. Signore, noi sentiamo la voce del nemico nella nostra mente, Signore. Noi sentiamo la voce del nemico nella nostra mente, Signore. Perché il nemico vuole che noi chiediamo, Signore, che tu non puoi fare, Signore. Ma noi dichiariamo che nel tuo nome cose nuove succederanno. Noi dichiariamo che nel tuo nome, Signore, l'impossibile succederà, Signore. Noi dichiariamo che restaurazioni succederanno, Padre, perché è nel tuo nome, Signore, che noi ti chiamiamo, Signore. Padre, in nome di Gesù, Padre, noi sentiamo questa sera le voci di Satana nella nostra mente, Signore, e noi dichiariamo: Yahweh si manifesterà, Yahweh curerà, Yahweh trasformerà, Yahweh romperà il sole, Padre. Yahweh si manifesterà. Finché stavamo cantando questa lode a Dio, mi è venuto in mente che poche ore fa eravamo venuti qua in chiesa prima per sistemare le cose, per la lode, provare. E finché eravamo qua in chiesa è venuto un ragazzo qua. E questo ragazzo ha cominciato a parlare con me. Siamo stati a parlare diversi minuti là fuori. Ha cominciato a dire che tutto nella sua vita stava andando a rotoli. E ha detto: io sono venuto qua per ricevere una preghiera. Io sono venuto qua per pregare. Allora ci siamo messi lì, abbiamo pregato insieme. E finché invocavamo Yahweh nella sua vita, lui ha cominciato a piangere, a riconciliarsi con Dio. E ha cominciato a dire: fino a un po' di tempo fa Dio mi dava rivelazioni, fino a un po' di tempo fa Dio veniva incontro ad ogni mia necessità, fino a un po' di tempo fa Dio si manifestava nella mia vita attraverso di me. E poi io ho abbandonato Dio. Ma oggi invocandolo, Dio è ritornato da me. Forse tante volte ci domandiamo nella nostra vita: dov'è Dio? Dov'è finito Dio? Forse ci domandiamo in mezzo alle situazioni che ci accadono ogni giorno: dov'è Dio in tutto questo? Ma quello che dovremmo domandarci è: quando è stata l'ultima volta che ho invocato Dio nella mia vita? Quando è stata l'ultima volta che hai invocato Dio per venire incontro alle tue situazioni? Quando è stata l'ultima volta che hai invocato Dio per sentire la sua presenza in te? Io credo che quel ragazzo oggi è ritornato a casa con una nuova porzione di spirito dentro di lui, con una vita riconciliata con Dio. Perché quando noi invochiamo Yahweh si manifesta nella nostra vita. Yahweh si manifesta nella nostra vita. Puoi credere questo? Invoca Dio perché Lui si manifesterà. Invoca Dio perché Lui si manifesterà. Amen. Non è tardi per invocare il nome del Signore. Finché hai respiro nel tuo corpo, non è tardi per invocare il nome del Signore. Dio sta aspettando di manifestarsi a te. Amen.
Padre, nel nome di Gesù io ti prego, Signore, per ogni anima che è qua presente questa sera e per quelli, Signore, che oggi non sono qua e che sono lontani da te. Abbiamo, Signore, bisogno della tua presenza. Abbiamo bisogno, Signore, che tu ti manifesti a noi ancora e ancora e ancora. Metti in noi, Signore, la forza, metti in noi, Signore, l'umiltà e togli ogni orgoglio che ci impedisce di invocare Yahweh nella nostra vita. Io ti prego questo nel nome di Gesù, che ognuno di noi possa ogni giorno invocare il tuo santo, santo, santo nome, perché crediamo per fede che tu ti manifesterai a noi. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore. Questo clima di adorazione che c'è in questo luogo. Per questo io ti chiedo, tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, in questo momento vieni a portarla alla casa del Signore, ma portala con questa stessa allegria con cui stai lodando Dio. Porta quello che hai, il meglio che hai a Dio, come la tua migliore adorazione a Dio, finché la lode continua a suonare, finché noi continuiamo a cantare, innalzare lodi e inni a Lui. Tu hai la possibilità in questo momento di portare questa tua riconoscenza nelle mani di Dio. Preghiamo perché sia usata al meglio per la sua opera, preghiamo perché sappiamo che Lui non ha bisogno di questo, ma chiediamo a Dio comunque di far prosperare le nostre case, di portare il suo spirito nelle nostre vite, di portare la sua pace, salute, di portare la sua serenità in ogni casa qua presente. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti prego per ogni nostra decima e per ogni offerta. Ti chiedo, Signore, che tu possa benedirla, consacrarla, Signore, come stai benedicendo, Signore, questo culto a te. Stiamo sentendo la tua presenza e il tuo spirito e noi vogliamo che continui a essere così, Signore, finché questo culto non finirà. Dacci, Signore, sempre più della tua presenza, manifestati a noi. Qui c'è una chiesa che ti adora e che ti invoca. Ricevi questa nostra adorazione. Io ti prego per questo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Io vivo una
solo tu. Ha parole di vita. Hai parole di vita. Non c'è un altro luogo Non c'è un altro luogo in cui noi vogliamo stare. io voglio stare, Perché soltanto tu perché solo tu ha parole. hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Parole di vita. Alleluia. Signore, noi dichiariamo, Signore, che questo è il luogo che noi vogliamo stare questa sera. Noi desideriamo stare nella tua presenza, Signore. Padre, se c'è qualcuno in questo momento che si sente perso in questo luogo, se qualcuno si sente perso, Signore, se qualcuno non ha sentito la tua presenza, Signore, Spirito Santo, ministra i nostri cuori, Signore. Ministra il cuore di questo gruppo di lode, Signore, della danza, Signore, di ogni operaio, di ogni persona che è qui, Signore, perché noi abbiamo bisogno delle tue parole di vita eterna, Signore. Padre, se qualcuno si sente morto hoje, se qualcuno si sente senza vita, Signore, Padre, Signore, sussurra nei suoi orecchi, Signore, parole di vita eterna, parole che trasformeranno la loro settimana, parole che trasformeranno la loro vita, parole che trasformeranno questo culto che forse per loro è pesante e che loro non ci riescono a concentrarsi, Signore, in un culto leggero, in una volontà grande di cercare la tua presenza, Padre. Dichiari, non c'è un altro luogo, non c'è un altro luogo che io possa, perché solo tu hai parole di vita.
credi in ciò che stai cantando, non c'è un altro luogo finché vuole stare, perché solo tu, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, il Signore sta curando e guarendo i cuori oggi, questa sera. Trasformando il tuo pianto in riso, in gioia e in allegria. Credo che Dio questa sera abbia già preparato un terreno fertile per lanciare il suo seme. Io ti invito a sederti in questo momento per ascoltare la parola del Signore. Prima di cominciare la parola diamo gli avvisi. Non ho voluto fermare quel momento di adorazione prima per dare gli avvisi, ma è giusto dare gli avvisi questa settimana. Abbiamo alcuni eventi che ci aspettano, quindi se potete passare i banner qua dietro. Ok, come ogni sabato c'è stata anche oggi, è stato anche annunciato sul gruppo degli uomini, ha dato frutto l'annuncio? Ha dato frutto, chi c'era? C'era Fabiano c'è sempre, ma si comincia, c'era Giacomo, vabbè ho capito, ma la Catrina non è un uomo, quindi stiamo parlando di frutti uomini. Ottimo, quindi il seme è stato lanciato e il frutto è nato. La parabola del seminatore colpisce ancora. Quindi gloria a Dio, ma è una preghiera aperta a tutti. Tutti voi che avete la possibilità di essere già in chiesa in questo orario, alle 7:30, sono 25-30 minuti di preghiera al massimo prima che cominci il culto, per benedire il culto, per metterlo nelle mani del Signore, perché il Signore possa lavorare col suo spirito, come ha fatto oggi. Sicuramente la presenza di Giacomo ha influito sul culto di oggi, perché avete sentito che gloria che c'è stata nel culto di oggi, quindi più uomini, più gloria secondo me, ma è una preghiera aperta anche alle donne, lo diciamo giusto per pubblicizzarla anche alle donne. Oltre a questo abbiamo sabato 29 aprile, quindi sabato prossimo, il nostro terzo Worship Pray. Tutti voi siete più che benvenuti a partecipare.
parlate con Gabi, parlate con John, vi invieranno dei messaggi dicendovi tutto quello che ci sarà da preparare per la serata. Sarà una serata di adorazione come ogni volta. Si svolge sempre dopo il culto, quindi noi finiamo il culto circa alle 9:30, 10 come sempre, dopodiché si mangerà qualcosa qua insieme, alle 11 comincia il nostro worship pray. Fino a che ora? Fino all'ora che lo Spirito Santo sarà qua a portarci avanti nell'adorazione. Non temere, quando vuoi puoi uscire, non c'è problema, ma finché lo Spirito Santo agisce, lasciamolo agire, lasciamolo lavorare in mezzo a noi. Quindi sabato 29 il nostro terzo worship pray. Il giorno dopo, la mattina presto, quindi avremo dei teens super svegli dopo il worship pray, anzi potremo fare il worship pray tutta la notte, dei teens, no, dei giovani, ho detto teens, fino alle 10, perché il 30 aprile, domenica, che verrà alle 10 ci sarà lo studio induttivo dei giovani. Sarà realizzato qua in chiesa da noi, non sarà a casa di nessuno, sarà fatto nella sala pastorale. Tutti i giovani sono più che benvenuti come sempre a partecipare a questo studio induttivo. Lo studio induttivo è fatto alle 10 qua in chiesa perché il banner successivo sembra una casualità, ma non lo è, no, è l'altro il banner successivo per dare continuazione agli eventi. L'altro banner. Olè, perché alle 12 c'è la nostra feijoada all you can eat, come ci piace a noi. Tutti voi siete quasi obbligati a partecipare alla nostra feijoada, ovviamente sto scherzando, ma sarà una feijoada fatta qua in chiesa. Chi è stato qua a Pasquetta? Alzi la mano chi c'era a Pasquetta. Avete mangiato tanto? Avete mangiato bene? Lo volete ancora? Chi ha detto no? Quindi ci sarà una feijoada, non sarà la grigliata, ma sarà una feijoada questa domenica, non domani ovviamente, ma la prossima, alle 12 qua in chiesa, e vi abbufferete di questo ottimo piatto brasiliano, ma non sarà soltanto un momento per abbuffarsi, sarà molto di più un momento per stare insieme, per fare comunione, e le entrate che ci saranno da questa feijoada troverete i banner sul nostro gruppo. Se non siete nel gruppo della chiesa avvisateci che vi mettiamo. Le entrate saranno usate ovviamente per l'avanzamento dell'opera di Dio qua in mezzo a noi. Contattate la Tainara per prenotare il vostro posto. Se non sapete chi è la Tainara, è quella ragazza là dietro al tavolo, quindi chiamate lei, c'è il suo numero di telefono sul banner, prenotate il vostro posto perché dobbiamo sapere quante persone ci saranno. Possibilmente non prenotatevi domenica mattina alle 10, ma prenotatevi con qualche giorno di anticipo, ok? Bene, penso che di banner ci siamo. C'è il culto in casa questa settimana ci sarà, anche questa settimana sarà a casa della nostra sorella Goia, gloria a Dio, siamo impazienti di venire lì a Porto San Pancrazio, quindi se c'è qualche famiglia vicina a Porto San Pancrazio, se vuole unirsi a noi per questo culto, saremo lì giovedì sera, questa settimana sarà di giovedì alle ore 20. Stop avvisi, giusto? Sì, ottimo. Amen. Io vi chiedo di aprire la vostra Bibbia nel Vangelo di Giovanni, secondo Giovanni, al capitolo 6. Chi ha la Bibbia con sé? Giovanni, capitolo 6. Allora, avete visto probabilmente sui nostri social, sul gruppo della Chiesa Siamo in Cristo, che oggi comincia una serie di culti. È la nostra terza serie di quest'anno e questa serie si intitola Io sono. Perché questa serie si intitola Io sono? Perché in questa serie noi parleremo di chi è Gesù. Se noi andiamo a confrontare le varie religioni che ci sono al mondo, quasi tutte credono in Gesù.
I testimoni di Geova, ad esempio, dicono che Gesù sia un angelo, l'arcangelo Michele per la precisione. I musulmani dicono che Gesù sia un profeta, anzi non un semplice profeta, il secondo maggior profeta della religione musulmana. Dopo Maometto c'è Gesù, o Issa, come lo chiamano loro. Gli induisti, i buddisti, loro pensano che Gesù sia esistito e che fosse un uomo veramente buono. Al contrario di loro, invece, gli atei, gli gnostici o alcuni di loro pensano che Gesù non sia neanche esistito. Mentre, ad esempio, per gli ebrei, per i giudei, pensano che Gesù sì, è esistito, ma era un impostore. Tant'è che hanno voluto crocifiggerlo. Ma chi è veramente Gesù? Se noi andiamo a leggere le scritture, se noi andiamo a leggere la Bibbia ci dice almeno due cose. Tra le tante cose, tra le tante specificazioni di chi è Gesù, ci sono due cose più importanti. La prima è che Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo. Ci sono vari punti della Bibbia che ci dicono questo. Uno di questi è quando Pietro, l'apostolo Pietro, glielo dice proprio in faccia: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ci sono, come ho detto, tanti parti della Bibbia che ci dicono che Gesù è il Messia, è il figlio di Dio. Se vi ricordate, quando Gesù è morto in croce, proprio nel momento in cui è morto, che ha dato quell'urlo finale, che ha ispirato e le tenebre si sono fatte, hanno coperto il cielo, il soldato romano che c'era ai piedi della croce disse: veramente costui era il figlio di Dio. Ci sono tante parti della Bibbia che ci dicono che Lui è il Messia. Gesù stesso ce lo dice. Gesù più di una volta ci dà un'autodefinizione che fa tantissimo arrabbiare i giudei. Tante volte Gesù si chiama il figlio dell'uomo. Lui stesso si definisce il figlio dell'uomo. Perché fa tanto arrabbiare i giudei e perché si definisce il figlio dell'uomo? Perché nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Daniele, capitolo 7, il versetto 13, parla della venuta di Gesù e dice che Gesù sarebbe della venuta del Messia, e il Messia dice che sarebbe arrivato in mezzo alle nuvole con potenza e avrebbe dominato su tutto. E in quel preciso versetto Daniele chiama il Messia il figlio dell'uomo. Per questo, quando Gesù si autodefinisce il figlio dell'uomo, lui sta dicendo: io sono il Messia. Per questo i giudei si arrabbiavano tanto a quell'epoca. Ma oltre a questo c'è qualcos'altro che è Gesù, che forse è ancora più importante del fatto che Lui sia il Messia. Gesù è Dio. E anche qua ci sono tante prove nella Bibbia che ci dimostrano che Gesù è Dio. In Giovanni al capitolo 5, al versetto 11, dice che i giudei volevano uccidere Gesù perché si autodefiniva figlio di Dio facendosi uguale a Dio. Gesù diceva: io sono Dio. Una volta l'ha detto proprio in un modo molto terra. Giovanni 10, versetto 30: io e il Padre siamo uno. Gesù si autodefinisce Dio, non ha problemi a negare questo. Ma un altro indizio che ci fa capire che Gesù è Dio, noi lo troviamo per 7 volte nel Vangelo di Giovanni. Perché per 7 volte nel Vangelo di Giovanni Gesù si presenta a noi dicendo: io sono. Quando Gesù dice io sono, Gesù fa richiamo a quella volta che Dio si era presentato a Mosè nel deserto. Vi ricordate la storia? Mosè stava pascolando il gregge nel deserto e a un certo punto vede quel pruno, quel rovo infuocato che brucia e mai si consuma. Allora Mosè, curioso da questo pruno infuocato, va verso il pruno e quando arriva lì vicino scopre che questo pruno è Dio. Quel giorno Dio dà a Mosè la missione di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E quando Mosè gli dice: ma chi dirò che mi ha mandato a liberare il popolo? Cosa dirò io al popolo di Israele? Dio gli risponde: ti ha mandato Yahweh, ovvero, come c'è scritto lì, colui che è. Io sono colui che sono.
quando Gesù si chiama per queste 7 volte io sono nel Vangelo di Giovanni, lui fa richiamo a questo nome di Dio, un nome che racchiude uno degli attributi incomunicabili di Dio, ovvero l'eternità. E nelle prossime 4 settimane noi andremo a vedere, a scoprire quali sono questi 7 io sono di Gesù, in che modo possono influenzare, possono cambiare la nostra vita, in che modo possono cambiare la vita della nostra casa, della nostra famiglia, in che modo possono portare pace, serenità ai nostri cuori e in che modo possono dare un nuovo scopo, un nuovo obiettivo alle nostre vite. Il primo io sono che noi andiamo a vedere si trova nel Vangelo di Giovanni, come ho detto, al capitolo 6. Leggerò dal versetto 32 in avanti. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Il primo io sono di Gesù che noi vediamo in questo versetto dice: io sono il pane della vita. Andiamo a vedere un attimo il contesto di quello che sta succedendo, perché Gesù dice queste parole, che cos'è successo in questo capitolo 6 fino a questo punto. Nel capitolo 6 vediamo uno dei miracoli più famosi di Gesù, più importanti di Gesù, così importante che noi lo troviamo in tutti i Vangeli. Gesù sta predicando a una folla grandissima. Alcuni pensano che erano quasi 20.000 persone. E a un certo punto, ormai è sera, è tardi, gli apostoli dicono: oh, Gesù, mandiamo a casa queste persone perché devono andare a mangiare. Gesù dice loro: date loro voi da mangiare. Ma gli apostoli avevano pochi soldi e non avevano cibo con loro, e nessuno aveva portato cibo se non un ragazzo che aveva con sé 5 pani e 2 pesci. Allora questi pani e pesci vengono portati a Gesù e Gesù compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Mangia una folla di circa 20.000 persone e si raccolgono 12 ceste piene di cibo, un miracolo straordinario. Alla fine di questa serata Gesù prende e se ne va dall'altra riva del lago dove erano vicini. I suoi apostoli lo seguono. Il giorno seguente tutte quelle 20.000 persone, sapendo che Gesù era andato via, scoprono dove Gesù si trova e cosa fanno? Ovviamente vanno a cercarlo ancora. Allora questa folla di 20.000 persone fa il giro del lago, arriva dov'è Gesù. E quando arriva dov'è Gesù, al versetto 26 del capitolo 6, vediamo che Gesù dice a loro una grande verità. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto un segno miracoloso, ma perché io vi ho dato del pane e vi ho sfamati. Avete capito perché questa folla seguiva Gesù? Gesù aveva appena compiuto un miracolo straordinario. Con 5 pani e 2 pesci ha dato da mangiare a più di 20.000 persone. E questa folla è andata a seguire Gesù non perché ha fatto questo miracolo straordinario, ma perché gli ha dato da mangiare. Sembra una insensatezza, diciamo, no? Per non dire cose più offensive. Sembra una sciocchezza quello che questa folla ha pensato, perché ha appena visto un miracolo pazzesco e tu segui questa persona non per il miracolo che ha fatto, ma perché ti ha dato da mangiare. Sembra un pensiero da pazzi, no? Eppure se ci fermiamo a pensare, nella Bibbia noi vediamo tante volte le persone che hanno pensieri un po' così senza senso, o fanno domande un po' senza senso. Se vi ricordate
sempre in Giovanni al capitolo 3, Gesù sta parlando con uno dei capi della sinagoga, un dottore della legge, Nicodemo. Quindi pensate, era uno dei capi della sinagoga, un dottore della legge, doveva essere sicuramente una persona molto intelligente, molto saggia, che aveva studiato tanto. E questo dottore della legge dice a Gesù: Gesù, io so che tu sei un profeta o che sei un dottore mandato da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù gli risponde: in verità ti dico che può vedere il regno dei cieli solo chi è nato di nuovo. E a questo punto è una cosa ovvia che quando Gesù parla di una nuova nascita, no? Non sta parlando di una nascita vera, sta parlando di qualcosa di spirituale. Chiunque ci arriverebbe, no? Eppure Nicodemo che cosa gli dice? Ma com'è possibile che un vecchio torni bambino? O com'è possibile che un adulto torni nel grembo di sua madre? Non so se vi siete mai soffermati a pensare a questa domanda che gli ha fatto Nicodemo. Una delle persone che forse più aveva studiato all'epoca in Israele ha fatto una domanda del genere. È ovvio che un bambino non può tornare nel grembo della madre, è ovvio che un adulto, un vecchio non può tornare bambino, è una cosa ovvia. Allora perché? Che domanda insensata ha fatto? È insensata, soltanto io penso che una domanda insensata è una domanda insensata. Tante volte noi vediamo nella parola di Dio persone che fanno domande insensate o che dicono cose che oggi ci sembrerebbe una pazzia a Gesù. Eppure veramente sono domande così insensate. Io voglio provarvi a farvi una domanda. Se oggi voi avete mal di denti, ad esempio, domani cercherete un dentista, andrete dal dentista, il dentista vi curerà, farà un ottimo lavoro. E che cosa succederà? Voi ci andrete ancora per fare un altro lavoro quando ne avrete bisogno? Sì, perché il dentista ha fatto un ottimo lavoro. Ma che cosa andrete a fare da quel dentista? Perché cercherete quel dentista? Per tagliarvi i capelli? No. Cercherete quel dentista per farvi verniciare le mura di casa? No. Cercherete il dentista per farvi un lavoro ai denti. Perché? Perché voi conoscete quel dentista solo per quello che ha fatto finora. Magari sarebbe un ottimo parrucchiere o un ottimo imbianchino, ma voi conoscete quel dentista solo perché essere un dentista. Le persone per cui Gesù ha moltiplicato quei 5.000 pani, quei 5 pani, erano persone che avevano visto solo quel miracolo di Gesù. Perché avrebbero dovuto cercarlo per altri miracoli? Lo avrebbero cercato per ricevere quei pani, perché per loro Gesù era uno che moltiplicava i pani. Erano persone che mentalmente erano limitate sotto il punto di vista spirituale, perché loro non conoscevano veramente quello che Gesù poteva fare nelle loro vite. Avevano visto quello e erano limitate a questo. E se io oggi chiedessi a te: tu sei limitato mentalmente verso Dio? Tu sei limitato mentalmente verso ciò che Dio può fare nella tua vita? Tu sei limitato mentalmente verso le cose spirituali? Tu sei limitato mentalmente verso tutto questo, come queste persone, oppure no? Lo so che oggi tanti risponderebbero di no, perché qua ci sono operai, ci sono presbiteri, missionari, diaconi, ci sono persone da anni in chiesa, ci sono persone battezzate nello Spirito Santo, ci sono persone che hanno uno o più doni spirituali. Ci sono persone che conoscono la parola di Dio. Eppure c'è un qualcosa
per la quale secondo me noi siamo molto limitati spiritualmente. E questa cosa è il fulcro, è il centro di questa rivelazione che Gesù ci fa in Giovanni 6, dicendo: io sono il pane di vita eterna. Al versetto 27, il versetto dopo di quello che abbiamo letto, Gesù dice così: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ovvero Gesù sta dicendo: mettetevi all'opera, cominciate ad adoperarvi, cominciate a fare per ricevere la vita eterna, per ricevere il pane che scende dal cielo, per ricevere il pane di vita eterna. Cominciate ad adoperarvi, cominciate a mettervi all'opera per ricevere la vita eterna. E se io adesso cambio domanda e ti dico: tu hai capito veramente che cos'è la vita eterna? Tu hai capito, hai compreso veramente che cos'è la vita eterna? Tu hai compreso veramente che cos'è l'eternità? Non è una cosa così banale comprendere cos'è l'eternità, perché nessuno di noi ha visto l'eternità. Nessuno di noi ha visto l'eternità. E se noi non vediamo qualcosa è anche difficile credere in qualcosa, perché non ci riusciamo neanche a immaginare che cos'è questa cosa. E per questo motivo, se Gesù ci dice adoperatevi per la vita eterna, tu penserai: ma che senso ha adoperarmi per qualcosa che non riesco neanche a comprendere? Che senso ha adoperarci per qualcosa che non riusciamo a comprendere? Noi possiamo adoperarci per qualcosa che noi riusciamo a comprendere, certo. Prendiamo ad esempio la vita matrimoniale, la vita di coppia. Nella vita matrimoniale, quando due persone decidono di sposarsi per vivere un felice matrimonio, una felice vita matrimoniale. Questa cosa non è una cosa di un giorno. Se fosse una cosa di un giorno non si sposerebbero. Questo è un progetto che deve durare per tanti anni. La felicità matrimoniale è qualcosa che deve durare per tanti anni. E in che modo possiamo vivere la felicità all'interno del matrimonio? Ad esempio, pensiamo a una moglie a cui magari piace andare in bicicletta e a un marito a cui magari piace, non lo so, andare al centro commerciale. Allora loro lavorano tutta la settimana, pensavo proprio a te Fabiano. Lavorano tutta la settimana, non soltanto la domenica libera. Allora, prendiamo Giosiano e Fabiano come punto di riferimento. Giosiano piace andare in bicicletta, Fabiano piace andare al centro commerciale. Cosa succederà? Che per fare sì che la loro vita di coppia possa essere felice, avere un futuro gioioso, quando Giosiane la mattina alle 4 decide di prendere la sua bicicletta per andare fino al lago, ogni tanto Fabiano potrebbe lasciare il suo necessario riposo e accompagnarla in questa gita al lago. Così lei sarebbe felice. Ovvero lui dovrebbe fare un piccolo sacrificio ogni tanto per fare sì che la vita matrimoniale sia felice. Allo stesso modo, quando Fabiano vuole andare a passare una giornata di shopping sfrenato all'Adigeo, Giosiane dovrebbe ogni tanto acconsentire, perché così lei fa quel piccolo sacrificio, anche se a lei non piace andare all'Adigeo perché non si può andare in bicicletta in mezzo ai corridoi dell'Adigeo. Lei dice di sì, andiamo, fa quel piccolo sacrificio per fare sì che la vita matrimoniale possa essere felice e avere una continuità. Noi possiamo fare questi sacrifici perché noi, quando ci siamo sposati, ci immaginiamo della gioia che sarebbe nella nostra vita matrimoniale. Noi possiamo fare questi sacrifici perché noi realizziamo questo obiettivo che è davanti a noi, seppur non l'abbiamo ancora vissuto, lo vediamo, lo possiamo immaginare. Perché noi viviamo ogni giorno con questa persona e questa persona ci rende felici ogni giorno e noi vogliamo che questa felicità duri per giorni e giorni e giorni.
E quindi noi possiamo fare questi sacrifici, ma se si parla della vita eterna, noi come facciamo a immaginarci la vita eterna? E quindi se noi non ci immaginiamo la vita eterna, se non vediamo il realizzarsi di questo obiettivo nella nostra vita, che dovrebbe essere il maggiore obiettivo, come riusciremo di conseguenza a fare i sacrifici che ci porterebbero a vivere la vita eterna? Come possiamo? Se non la vediamo. E se non la vediamo, forse non ci crediamo neanche così tanto. Come possiamo noi fare dei sacrifici nella nostra vita di oggi per qualcosa che non sappiamo neanche se ci sarà, e se ci sarà, come sarà? Dicono tutti sarà bellissimo, ma in effetti tu hai mai sperimentato la vita eterna oggi nella tua vita? Forse no. E quindi che cosa ci fa fare questi sacrifici? E io credo così: se noi avessimo la certezza della vita eterna e se noi sapessimo cosa ci aspetta veramente, saremmo tutti santi, ma santi, perché io credo che la vita eterna deve essere qualcosa di così bello che noi lasceremo tutto quello che abbiamo per vivere questa vita eterna. E se noi oggi non siamo disposti a fare questi sacrifici, e vi chiedo scusa se io penso questo, non vorrei essere troppo duro né offendere qualcuno, ma se oggi noi non siamo disposti a fare dei sacrifici per vivere una vita cristiana integra, vuol dire che noi ci importiamo poco della vita eterna. Perché se noi ci importassimo veramente della vita eterna, sapendo che gioia vivremo, noi lasceremo tutto, ogni vizio, ogni desiderio che non viene da Dio, ogni tentativo di litigio, ogni qualsiasi cosa che è fuori da quello che la parola di Dio ci insegna. Perché noi avremo la certezza, la visione di questa vita eterna. E se oggi noi non siamo disposti a fare questi sacrifici, io credo che è perché forse non ci crediamo abbastanza. Ma quello che Gesù ci dice questa sera, la grande notizia che Gesù ci dà in questo versetto, è che Lui è il pane di vita eterna. Che cosa vuol dire io sono il pane di vita eterna? Abbiamo detto che quando Gesù si definisce dicendo io sono, richiama quello che c'è scritto in quel quadro, Yahweh, colui che è. E quando lui richiama Yahweh con queste parole io sono, quando lui richiama il colui che è, lui richiama uno degli attributi incomunicabili di Dio, ovvero l'eternità. L'eternità. Gesù è l'eternità. In Apocalisse capitolo 1 versetto 8 Gesù dice: io sono l'alfa e l'omega, io sono colui che era, colui che è e colui che verrà, l'Onnipotente. Gesù è l'eternità. Quando in questo brano abbiamo letto che Gesù è il pane che discende dal cielo, noi possiamo interpretarlo come Gesù è l'eternità che è discesa dal cielo e è venuta a abitare in mezzo a noi. Allora, se Gesù è l'eternità che è discesa dal cielo e è venuta a abitare in mezzo a noi, vuol dire che noi forse già oggi sappiamo cos'è l'eternità. Se noi conosciamo Gesù e quello che Gesù può fare, come Gesù può farti stare, tu allora potrai già immaginarti, perché tu starai già vivendo quello che tu vivrai nell'eternità. Non so se sto riuscendo a spiegarmi bene, ma pensate a quella donna, Maria, il quale fratello era morto, Lazzaro. È andata da Gesù piangendo in lacrime, dicendo: se tu fossi stato qua prima, lui non sarebbe morto. Alla fine della storia, Maria era in lacrime o era felice? Maria era felice,
Perché Gesù aveva risuscitato Lazzaro. Pensate a quella donna dal flusso di sangue che era disperata quando è andata a cercare di toccare l'orlo delle vesti di Gesù. Era disperata perché aveva un flusso di sangue da tantissimi anni. Alla fine della storia era disperata o era felice? Era felice perché Gesù l'aveva curata. Quella volta che tu sei andato da Gesù invocando il nome del Signore, come quel ragazzo di cui ho raccontato prima, che è venuto triste, sapete com'è andato via? Piangendo, ma non di tristezza, piangendo di gioia per aver ritrovato Dio nella sua vita. E quella volta che tu sei andato da Gesù in lacrime, quella volta che tu sei andato da Gesù con una richiesta che ti tormentava, e Gesù è venuto incontro con un miracolo a quella tua richiesta. Tu come sei uscito dalla presenza di Gesù? In lacrime, tormentata, disperato o felice? Quanti di noi si ricordano di quella volta che hanno sentito la presenza di Dio nel loro cuore? Quella volta che hanno sentito quella sensazione dentro il corpo, la testa, qualcosa che tremava, no? Qualcosa che non riusciamo a spiegare, lo Spirito Santo che si muoveva in noi. Questa sarà l'eternità, non 10 secondi, 1 minuto, 10 minuti come abbiamo già vissuto, ma sempre, sempre, sempre. L'eternità sarà quel luogo in cui non ci sarà pianto, ma ci sarà solo gioia. L'eternità sarà quel luogo in cui non ci sarà tristezza, non ci sarà stridor di denti, non ci sarà rabbia, ci sarà solo allegria e ci sarà presenza di Dio nei nostri cuori ogni momento. Gesù è disceso dal cielo come pane di vita eterna per mostrarci cos'è l'eternità. Se tu oggi pensi che ancora non sai cos'è l'eternità, forse ancora non hai conosciuto Gesù, perché Gesù è l'eternità. E ciò che Gesù fa nella tua vita e come tu ti senti dopo che Gesù ha compiuto qualcosa nella tua vita, questo è quello che tu vivrai per l'eternità in cielo. Quella gioia, quella spensieratezza, quello stato d'animo, quella presenza di Dio costante. Questo deve essere l'eternità. Questo deve essere l'eternità. Noi possiamo immaginarci cos'è l'eternità. Noi possiamo immaginarcelo, perché Gesù è sceso sulla terra e oggi è qua in mezzo a noi. E quando tu senti la presenza di Dio come l'hai sentita prima, questo probabilmente è quello che tu sentirai nell'eternità. Vale la pena, vale la pena, vale la pena fare qualche sacrificio. Vale la pena fare qualche sacrificio. Viviamo, adoperiamoci per il pane di vita eterna, come ha chiesto Gesù qua. Adoperiamoci per la vita eterna. Adoperiamoci per la vita eterna. Adoperiamoci per la vita eterna. Ah, ma la salvezza non è per opere, la salvezza è per grazia. È vero, la salvezza è per grazia. Gesù però ci dice un'altra cosa qua. Il versetto dopo. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Cosa vuol dire adoperatevi per la vita eterna? Qual è l'opera che dobbiamo fare per ricevere questa eternità? Credere in colui che Dio ha mandato. Chi è che Dio ha mandato? Chi è che Dio ha mandato? Possiamo dirlo tutti insieme: chi è che Dio ha mandato? Chi è che Dio ha mandato? Gesù. Chi è che Dio ha mandato? Gesù. Chi è che Dio ha mandato? Lo diciamo un po' più forte. Chi è che Dio ha mandato? Siamo sicuri? Chi è che Dio ha mandato?
Gesù, Dio ha mandato Gesù, Dio ha fatto scendere il pane di vita eterna in mezzo a noi. Dio ha fatto scendere l'eternità in mezzo a noi, così che noi potessimo vedere questa eternità e potessimo desiderare questa eternità, così che noi possiamo fare quei piccoli sacrifici, così che noi possiamo cercare di vivere una vita retta e integra, così che noi possiamo lasciare quello che il mondo ci offre per prendere quello che Dio ci offre, l'eternità, il pane di vita eterna, Gesù Cristo, il Figlio di Dio nella nostra vita. Riceviamo questo Gesù nella nostra vita. Riceviamo questo Gesù nella nostra vita. Se tu ancora non hai ricevuto veramente Gesù nella tua vita, Gesù si sta mostrando a te, come abbiamo cantato prima: invocami e io mi manifesterò e io ti risponderò e ti mostrerò cose grandi e inimmaginabili che tu ancora non hai visto, ma che con Gesù puoi vedere, che con Gesù puoi vedere. Amen. Voglio terminare qua questa sera. Dovevo parlare anche del secondo io sono, però io credo che Dio abbia già parlato a noi questa sera. Io credo che Dio abbia già parlato a noi. Crediamo in Gesù. Questa è l'opera che Dio vuole. Questa è l'opera che Dio vuole che noi facciamo. Credere in Gesù. Non è difficile, non è neanche facile. Perché se tu credi veramente in Gesù, tu vivrai una vita retta. Se tu credi veramente nell'eternità, tu saprai che tutto quello che questo mondo ti offre non vale niente in confronto a quello che l'eternità ha preparato per te. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode. Io voglio farti una domanda, un'altra domanda questa sera. Quanti sono disposti a fare un sacrificio in più per vivere l'eternità? Ma rispondi questo nel tuo cuore. Tu sai la vita che stai vivendo. Tu conosci le tue azioni, tu conosci i tuoi pensieri, tu conosci quello che tu vivi ogni giorno. Tu lo conosci. Io non lo conosco, la pastora Andrea non lo sa. Lo sai tu e lo sa Dio. E io ti chiedo, in tutto quello che tu fai ogni giorno, se c'è qualcosa che tu sai che è sbagliato, sei disposto a rinunciarlo per vivere l'eternità? Fatti questa domanda, perché questa sera quello che Dio ti ha mostrato è che l'eternità è già in mezzo a noi, che Gesù Cristo è già in mezzo a noi. Lui vive nella tua vita, Lui vive nel tuo cuore e tu puoi già sapere quello che ti aspetterà nell'eternità. Quando tu parli con il Padre, quando tu senti la presenza di Dio nel tuo cuore, quando senti lo Spirito Santo che ti inonda, quando vedi un miracolo nella tua vita e ti lascia con una felicità che tu non sai spiegare, tu vedi già quello che ti sta aspettando nell'eternità. Io voglio chiederti, tu sei disposto a lasciare, a rinunciare, a fare quella piccola rinuncia che ti permetterà di vivere la tua eternità? Se tu sei disposto, in questo momento metti la mano nel tuo cuore e comincia a pregare insieme a me, perché Dio possa aiutarti in questa rinuncia. Qualunque sia la cosa a cui devi rinunciare, che sia un vizio, che siano qualsiasi tipo di peccato che ti sta portando lontano da Dio, che siano delle amicizie che tu sai che ti stanno portando lontano da Dio, che siano situazioni della tua vita che tu non riesci ad abbandonare. Qualunque sia questa cosa che tu oggi devi rinunciare, tu sai che devi rinunciare per
per riappacificarti con Dio, per ritornare ad avere un rapporto sano, santo e felice con Lui, per vivere questa eternità. Preghi insieme a me in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, noi, Signore, vogliamo mettere davanti a Te, Signore, ogni nostro difetto, Signore, ogni nostro errore, ogni peccato, Signore, ogni vizio, qualsiasi cosa ci sta allontanando da Te. Ogni amicizia, Signore, ogni situazione della nostra vita che noi non riusciamo a gestire, che ci toglie la pace, che ci dà rabbia, che ci dà tristezza, che ci porta a depressione, ansietà. Signore, noi vogliamo mettere tutto questo nelle Tue mani, Signore, perché noi vogliamo rinunciare a questo, perché sappiamo che è una rinuncia necessaria per vivere l'eternità che Tu hai preparato per noi. E per quanto questa eternità ci sembrava lontana, ci sembrava distante, oggi noi abbiamo scoperto che Tu ci hai già mostrato questa eternità nella nostra vita. Ogni volta che Tu ci hai, Signore, salvato con un miracolo, ogni volta che Tu ci hai mostrato qualcosa che ci ha reso una gioia inspiegabile, ogni volta che Tu hai fatto sentire la Tua presenza del forte nei nostri cuori, quelle volte Tu ci stavi già mostrando l'eternità. Per questo, Signore, io Ti chiedo, aiuta ogni mio fratello, ogni mia sorella, aiuta me, Dio, a togliere qualunque cosa ci stia allontanando da Te, che noi riusciamo a fare questa rinuncia per vivere l'eternità insieme a Te. Tu sei il pane della vita che è disceso dal cielo, e questa sera noi Ti celebriamo, noi Ti onoriamo per il sacrificio che Tu hai fatto per noi, perché sei venuto qua in mezzo a noi, sei morto e risorto per noi affinché noi potessimo vivere questa eternità. Aiutaci, Signore, questa sera a vivere l'eternità insieme a Te. Io Ti prego per ognuno di noi e Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Io mi arrendo a Te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a Te. Ciò che voglio è solo
catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Tu puoi dichiarare Tu puoi dare la mano al fratello che è a fianco a te? Dichiariamo che il Signore sta sciogliendo ogni ferita questa sera, rompendo ogni catena, sciogliendo ogni ferita. Nel nome di Gesù. Premi forte la mano del tuo fratello. spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, Nome di Gesù. porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita,
questo culto. Lo Spirito Santo ha parlato questa sera. Io vorrei invitare tutti i teens che ci sono oggi qua presenti a venire qua davanti. Tutti i teens che ci sono, Vittoria, Fabio, Luan, Alex, Christian, João. Se potete chiamare anche quelli che sono di là. Se possono, venite tutti qua davanti. E insieme a loro vorrei chiedere anche a tutti i genitori loro di venire qua davanti. Tutti i genitori di questi teens, se possono venire qua, Nawan, bravo. Abbiamo appena cantato che ogni catena sia spezzata, che ogni laccio sia sciolto. In questo momento noi vogliamo pregare per ogni nostro teens, perché ogni catena, ogni laccio venga sciolto e venga spezzato dalla loro vita. Io chiedo ai genitori di questi teens se possono imporre le mani. Venite qua ragazze, Letizia, Sara, venite pure qua al centro. Io vorrei chiedere ad ogni genitore dei teens che sono qua se possono imporre le mani su questo gruppo di ragazzi per pregare per loro, perché Dio possa portare liberazione da ogni cammino errato, che Dio possa spezzare ogni catena che c'è nella loro vita, che li tenga lostanti dai cammini di Dio, che Dio possa sciogliere ogni laccio questa sera, come abbiamo chiesto a Dio di aiutarci nelle nostre rinunce. In questo momento chiediamo a Dio di aiutare ognuno di loro per seguire il cammino che Dio ha preparato per loro. Preghiamo perché Dio possa benedire questa loro giovane età, mantenendoli dritti nelle sue vie. Io chiedo a tutti i genitori di pregare in questo momento, a tutta la Chiesa di pregare in questo momento, tu che credi che Dio ha messo nelle tue mani la capacità di benedire. Io ti chiedo, alza le tue mani verso questo gruppo di ragazzi e di ragazze per benedire la loro vita, che lo Spirito Santo di Dio possa essere luce nel loro cuore, possa essere un faro, una colonna di fuoco che li guidi dovunque loro vadano. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo
Signore, di venire a investire, Signore, questi ragazzi, Signore, queste ragazze, questo gruppo di teens con uno spirito di forza, Dio. Non uno spirito di timidezza, ma uno spirito che gli permette di aprire la loro bocca e di proclamare il tuo nome al mondo intero. Ti chiediamo di investire nel loro corpo, Signore, la loro mente e il loro cuore, con una luce, Signore, che possa guidarli in ogni tua via, Signore. Noi ti preghiamo per questo gruppo di teens, lo benediciamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.